La Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico sino a giovedì 2 agosto. Le temperature bollenti di questi giorni, unite a un altrettanto elevato tasso di umidità, hanno già colpito in particolare persone anziane. Solo ieri il personale del pronto soccorso di San Donà è intervenuto per una decina di anziani svenuti a casa. Numerosi gli eccessi anche fra le persone giovani in tutti i pronto soccorso per sintomi tipici del calore: debolezza, mal di testa, nausea. L'US4 ha attivato il protocollo regionale che prevede il monitoraggio e l'assistenza della popolazione fragile in collaborazione con i medici di medicina generale in 21 comuni e le case di riposo del Veneto orientale. Per le situazioni di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 462 340 attivato dalla Regione Veneto in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo e il servizio di reperibilità al numero 800 990 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della sezione protezione civile. In tutta la provincia di Venezia ieri l'osservatorio aria dell'ARPA aveva rilevato il superamento della soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo per l'ozono, cioè il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e le persone affette da disturbi respiratori. Il valore massimo orario registrato alle 14 della stazione di Parco Bissuola è stato di 192 microgrammi per metro cubo. C'è da dire che questa ondata di supercaldo, la prima e unica di quest'estate, potrebbe avere le ore contate. Da domani in montagna sono previsti temporali di forte intensità, tali per cui la Regione, attraverso il suo Dipartimento di Protezione Civile, ha diramato lo stato di attenzione per rischio frane.